vissuto proprio questi 17 anni in cui, da quando lui diceva occhio che qua il mondo è cambiato, anzi sta per cambiare, boom, è cambiato. Sono questi 17 anni proprio. E in questi 17 anni li ha affrontati dentro la politica, da politica, funziona ancora il microfono, quindi è verità, dentro la politica, trovandosi quindi in una situazione forse ancora più difficile, perché se da tecnico le analisi e le ricette per cambiarle le puoi esplicitare in maniera libera, da politica devi sempre, no, barcamenarti un po' qua un po' là, poi il prossimo anno ci sono le elezioni e il prossimo anno ci sono quelle altre elezioni e fra 2 mesi ce ne sono ancora. Sarete stufi anche voi, immagino, di queste elezioni. Per cui non ti dico niente del genere, altrimenti ci facciamo il titolo domani. Esatto. Sulla mia idea di democrazia. Esatto, quindi vabbè, c'è la collega che sta prendendo nota comunque. No, perché è molto spenta la mia idea di democrazia. Sì, cercherò di dirlo. Esatto. Quindi, no. Ma subisco da 17 anni come minimo, no? Sei costretta in questa gabbia in cui non ti lasciano esprimere, però mi devi dire com'è cambiato il rapporto tra la politica e la rappresentanza, sia nel bene che nel male, perché è evoluto comunque sì. Ah, sì. No, allora, intanto grazie, perché quando mi è stata proposta questa idea di dialoghi, grazie Maurizio, io l'ho trovata un momento molto confortante per me, perché dico, almeno sento parlare di politica, cioè volare alto. Io ne ho tanto bisogno, e ne ho bisogno perché in 17 anni, come tutti voi, l'ho vista degenerare. Allora, se dovessi fare il sindacalismo della mia categoria, direi che abbiamo perso su tutte le linee. Dobbiamo fare grandissima formazione, dobbiamo fare selezione, dobbiamo incontrare la domanda e l'offerta veramente, perché mi pare che ci sia uno skill gap che è terrificante. E l'ho vista peggiorata, lo dicevo l'altro giorno con un collega. Io entro in consiglio regionale a 27 anni e stavo zitta ad ascoltare, ed era un piacere ascoltare colleghi che lavoravano a pensiero, non a livello di Maurizio Sacconi, ma insomma potrei anche citarvi dei nomi, ma farei torto a qualcun altro. Era formativo e io mi sentivo molto inadeguata, perché pensavo che a 27 anni comunque non avevo maturato, a mio parere, quelle condizioni che mi potevano dare la titolarità di sedere in un consiglio regionale del Veneto. Oggi sembra un diritto acquisito per qualcuno, o un giusto modo per stare lì e fare il proprio né dovere né servizio, ma probabilmente una funzione. Perché uno vale uno, e questo però è un limite che anche noi abbiamo subito come fascino, altrimenti in Veneto non avremmo nel 2018 avuto un Veneto su 4, quasi il 25%, che quell'1 su 1 l'ha approvato. Quindi la prima considerazione, abbiamo bisogno di pensiero. La seconda considerazione, la politica è quella che ha rappresentato oggi Maurizio Sacconi. Io mi onoro di essere cresciuta con lui politicamente e anche da assessore regionale, perché l'ho visto sottosegretario, poi l'ho visto ministro, e guardate, non è un plauso che faccio, è proprio un riconoscimento, e il riconoscimento di avere dei maestri davanti a te. Anche questo, quando smetti di avere pensiero, non li riconosci nemmeno più. E nessuno vuole assurgere, perché diventa responsabilità. Il magister ha una responsabilità educativa, didattica, di pensiero. Ecco, fate conto che la politica ha abdicato a tutto questo. Ha capi e non maestri, non ha pensiero ma ha funzioni, cioè causa-effetto molto, molto a brevissimo termine. Allora c'è la resa, no, direi di no, cioè che ogni volta che si arriva alla resa dei conti, io credo che questo sia questo tempo, per come li ho visti io ho sempre visto e ho cercato di affrontare i cambiamenti avendo l'idea che il pensiero dovesse comunque essere la guida. E se c'è una cosa che oggi cambia, e deve essere secondo me il tema anche della rappresentanza che noi immaginiamo, quella della politica ma come quella dei portatori di interessi, ma della cittadinanza,
è quella di immaginare che ci dovrebbe essere coerenza tra il pensiero che guida le azioni della politica e poi l'azione. Se c'è una cosa che ascrivo a me stessa fin sull'orlo della banalità è che questo io ho cercato di rappresentarlo. La declinazione che Maurizio Sacconi ci ha fatto adesso dei grandi cambiamenti, ma anche di una immediata, riconoscibile dialettica, in questo caso centro-periferia, è figlia di un pensiero politico che in qualche modo ho cercato di declinare. Allora, prima di entrare, e per cui insomma gli appunti che ho preso solo ascoltando Maurizio sono coerenti, mi confortano. Cioè io prima di venire qui ho preparato un intervento a partire dal titolo e ho messo dei versus, cioè sono un pensiero classico, io vengo da questa cultura personale dove tu fai la contrapposizione, non c'è bene e male, ma c'è bianco o nero, non è uno positivo e uno negativo, sono due fronti della medesima medaglia in qualche modo. Ho vissuto il tempo della globalizzazione, questa è fallita, io la ritenevo fallibile per la mia cultura e per il mio pensiero. Oggi è evidentemente, se metto da una parte la globalizzazione, dall'altra metto l'identità, quella per cui Maurizio ci ha trattenuti con un pensiero forte. Tra globalizzazione e identità c'è una adesione a un modello di riferimento che è molto nostro, molto territoriale. Sono la vocazione dei territori. È il concetto che è declinato nelle norme con un principio di sussidiarietà, ma che a me piace molto di più, dopo aver letto anche il dizionario del lavoro secondo Biagi scritto da Maurizio Sacconi, che si traduce con il termine di prossimità, prossimo. C'era il Vangelo di domenica sulla prossimità. Chi è il mio prossimo? Anzi, non era il Vangelo, era la prima lettura. Chi è il mio prossimo? È la domanda di senso. E quando parliamo di lavoro, ritenendolo un ecosistema, cioè un insieme di relazioni che ha una forte vocazione territoriale, perché non possiamo pensare allo sradicamento, questo è quello che ho fatto io in 17 anni almeno, ho cercato di far emergere le vocazioni territoriali legate alla prossimità e legate ad una adesione di volontarietà, che è il versus, il sistema pattizio, da quella contrattuale molto rigido, da quello delle norme. Allora, quello che ha detto Maurizio Sacconi, io mentre lo seguivo, e ho scritto la pagina a destra dei miei commenti, trovo coerenza rispetto a quello che oggi per me è un'esigenza. E l'ho vista mutata in 17 anni. Il primo, arrivo a fare l'assessore al lavoro e il sistema della concertazione era fortissimo. Oggi è diverso, non è più debole, è proprio diverso. Alle volte ci interroghiamo su quanto noi siamo in grado di rappresentare tutti, perché poi quando tu, siccome il titolo che mi era stato più o meno affidato era questo, quando parliamo di rappresentanza la declinazione la puoi fare con legge, direi di no, la fai con elementi di riconoscibilità che hanno sempre a che fare con l'identità. La riconoscibilità ti fa declinare un progetto e non solamente rispondere con una causa-effetto, cioè la funzionalità della politica attuale, a delle sollecitazioni. È il pensiero che dovrebbe guidarci. E quindi in questi anni io sono partita avevo un sistema molto forte, era abbastanza chiaro quando venivano a chiedermi delle cose, dei soggetti specifici, che quella cosa era abbastanza chiara e il mio compito era quello magari di trovare una sintesi. La sintesi è un equilibrio che la politica cerca di interessi che devono stare insieme. Spesso questi venivano trovati fuori dalle stanze della politica quando arrivo a fare l'assessore. Poi però incapiamo in due momenti che secondo me sono di rottura. La prima è la gestita, grazie a Dio, c'era Sacconi, con la prima grande crisi, dove mancavano gli strumenti addirittura per riuscire ad accompagnare questo mondo in particolare. La crisi del 2008, 2009, 2010, 2011 cambia radicalmente il Veneto. Qualcuno oggi la definisce la prima crisi della globalizzazione, noi la immaginavamo come una derivazione di quello che era accaduto negli Stati Uniti con il crollo del sistema finanziario. E noi ci siamo trovati con un mondo tutto proiettato alla rappresentazione di sé, ma anche a un continuo miglioramento,
era pieno di imprenditori, di partite IVA, di chi generava valore, che si trova senza tutele, senza coperture, senza riferimenti. E con velocità si cerca di affrontare quel problema, ma abbiamo lasciato sul tavolo, e questa forse è la domanda che tu hai fatto prima, Mario, a Maurizio, andava detto con ancora maggiore forza: no, il ruolo del magistero è quello di dire le cose, il ruolo del discente è quello di saper ascoltare aprendo le orecchie, perché tu puoi sentire e non ascoltare. E credo che la società sia stata esattamente questa, tutti noi. Da quanto tempo ci diciamo che c'è la crisi della denatalità e che andremo di fronte alla rottura? Quante volte Feltrin ci ha scritto, detto, fatto, professore, cioè, se sono 17 anni che sono qua, cioè, ti ascolto da 17 anni, qualcosa cerco di mettere dentro, con le piramidi della non sostenibilità della previdenza. Lo sappiamo da 20 anni. Io mi sento grave questa responsabilità. Cosa ho fatto per rompere questo schema io? Non abbastanza. Eppure non avevo chi non me l'avesse detto. Ce l'avevo. Ne cito alcuni, ma ogni testo di economia ci dice questo. Noi abbiamo sentito e non ascoltato. E oggi siamo qui a interrogarci su un problema. Non trovo lavoratori. Su che cos'è il lavoro oggi, su una società cambiata radicalmente, e non è la pandemia è stato un acceleratore sociale, era già tutto prima, tutto molto prima, e per cui se oggi un giovane ti dice: ma guarda che io voglio più il mio tempo che non il tuo tempo, io voglio andare a lavorare in Ducati anche se mi pagano meno, piuttosto che andare da Boschetto a lavorare in una bella azienda solida. Esco stamattina da una chiacchierata con il rettore di Padova, che mi dice: io ho cominciato a girare da quando sono rettore le aziende del Veneto, abbiamo dei gioielli, devo fare in modo che i miei studenti, ci dobbiamo interrogare sull'attrattività dei giovani, altrimenti poi la CISL mi massacra solo dicendo che non facciamo niente come sistema di attrattività, ma è vero, cioè dobbiamo interrogarci su queste cose, altrimenti faccio la predica a me stessa, io devo ascoltare, non solo sentire. Ma quando quel rettore mi dice: dobbiamo fare in modo che ai nostri ragazzi sia anche raccontata la bellezza dell'azienda, noi stiamo di nuovo parlando di prossimità, cioè cerco di declinare tutto con un pensiero, altrimenti è causa-effetto e a me non piace. Allora, il dialogo con una rappresentanza così importante come quella della Confartigianato, ma non solo, perché poi quando ragioniamo di problemi gravi come quelli che stiamo affrontando, per esempio sui giovani, non sarà uno di noi ad avere la chiave di lettura, non è proprio possibile data la gravità del tempo e del momento, però dobbiamo dirci almeno dove vogliamo andare, perché se non ci diciamo dove vogliamo andare credo che facciamo della gran fatica, e allora potremo avere un magister ma continueremo a perdere la direzione. Dove ritengo di avere perso qualche volta la direzione? Avendo abdicato al ruolo della politica. Dico, faccio quel sospiro. Quello che dice oggi Maurizio Sacconi, io sogno di dirlo tutte le sere che vado a casa. Cioè sogno di poterlo dire il giorno dopo ad alta voce fuori. Ma la politica oggi è anche l'amministratore oggi, il politico, diciamo, di questa generazione, non è abbastanza stimato per poter dire le cose che dice Maurizio Sacconi. Io sono oramai in in un momento in cui trovo di fronte a me il politico che mi sembra che stia facendo la predica in chiesa, poco credibile, no? Un disco rotto quasi, e quello che vuole dire qualche cosa di profondo e gli manca il contesto. Il primo contesto secondo me è quello di un'educazione più maggiore in termini di responsabilità e di adesione rispetto ai grandi problemi. Il dialogo e il confronto andando in profondità non sarà più solo la soluzione di piccoli o immediati problemi, ma sono ragionamenti che oggi ci portano quasi a dire che quello che abbiamo avuto fino ad ora deve essere tutto profondamente messo in discussione. Io mi do 3 assi. 1. Quello dell'interesse nazionale. Tutto quello che accade qui è anche di interesse nazionale. Secondo, non lo faccio
se ho una taglia unica dal centro, lo dico con grande convinzione e convincimento. Il primo testo scritto, guardate, sulla forma di autonomia sulla scuola venne scritto nel 2007. Io ero assessore all'istruzione, c'era Galan presidente. Il primo atto scritto su una possibile riforma in chiave di autonomia, di maggiore autonomia del territorio sull'istruzione, cioè la scuola, è del 2007. Non abbiamo cavato un ragno dal buco. Anzi, il tema, quando parliamo di scuola, è non si può toccare, quello è l'unico modo che, guardate che nelle discussioni che stiamo portando adesso a termine, su che tipo di autonomia ci verrà più o meno data, il tema dell'istruzione non esiste. Noi possiamo pensare di riformare rispetto all'interesse nazionale e quindi alla vocazione dei territori e alla prossimità se non partiamo dall'istruzione, dalla scuola? Io credo di no. E però torna quel mito incapacitante della politica che o annuncia delle cose oppure risolve piccoli problemi. Se non riusciamo invece a ricollegare in una sorta di dialogo, dove non è che perdiamo la nostra identità, perché ognuno deve continuare a fare il proprio ruolo e a portare i propri interessi, ma se non ci ricostruiamo attorno una dimensione di obiettivi da raggiungere, io credo che faremo gran fatica ad affrontare il tema. E quindi, dopo l'interesse nazionale e il fatto che devo pensare che la riforma parta dall'educazione, al rispetto, alla stessa educazione all'interesse nazionale, ma al rispetto alla vocazione dei territori, la terza è che ho bisogno di maggiore flessibilità possibile. Quando si discute in queste ore anche qui di cose che poi se le porti a terra non hanno grande impatto, cioè il tema della rigidità dell'approccio normativo, salario minimo, dove io seguo molto il ragionamento che fa la CISL. Cioè non è un problema di bisogno quello è un problema ideologico, però se io non riesco ad affrontarlo in altra chiave, cioè vocazioni del territorio e maggiore libertà di impresa, io rischio di non avere più i lavoratori indipendenti, le persone che investono su loro stesse, quella forza di relazioni che poi ha determinato anche la ricchezza e il benessere del nord-est e del Veneto in particolare, perché appiattendo tutto, mettendo la taglia unica e non avendo più alcun tipo di interesse nazionale di orgoglio, questo diventa che è molto più facile delegare che non assumersi la responsabilità. Vero, molto vero. Però allora questa è la domanda che faccio a tutti e due, perché sostanzialmente ci avete detto bisogna fare i vestiti su misura e non la taglia unica fatta a Roma, bisogna sviluppare le peculiarità territoriali in particolare, culturali di conseguenza, e non imporre dall'alto il verbo e il metodo. D'accordo, però allora lo chiedo in questo caso sia davvero ai politici, anche se insomma con intenti diversi, però la politica allora che cosa può fare se l'assessore dice a Roma guardate che bisogna andare di là, e Roma, e poi vorrei chiederti Roma che cos'è da questo punto di vista, Roma chi? Dice no, andiamo tutti di là. Cioè, che cosa si può fare? Che cosa può fare la politica se di fronte a questi warning, di fronte a questi occhio, tradotto in linguaggio nostro, un certo mondo della politica è sordo? Cioè, che cos'è che si può fare? In concreto cosa si può fare? Discutiamo di quello che può accadere domani. Domani c'è un incontro a Palazzo Chigi, esatto, con CGIL e CISL. Io posso capire un metodo di consultazioni separate, ma voglio dire da subito che il tavolone presso la Presidenza del Consiglio rimane il metodo con cui tentare in una situazione che è emergenziale sotto diversi punti di vista, e certamente dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale, tentare un grande patto per soprattutto una manovra di bilancio di fine legislatura, con tutte le conseguenze della fine legislatura e quindi delle tensioni tra il governo e con i partiti della coalizione.
quanto aiuterebbe il governo un grande patto sociale. Io non sono per i patti sociali obbligatori, per i patti sociali periodici, questo è il cosiddetto modello neocorporativo che Paolo Petrin un giorno mi spiegò, nei paesi nordici in modo particolare si pratica ed è burocratico, però ha un'impronta burocratica, cioè lo devi fare a certe ogni scadenza. No, noi i patti li abbiamo fatti quando sono serviti e ne abbiamo fatti anche quando non sono serviti, tanto che non mi ricorda più nessuno, il cosiddetto patto di Natale del 1999, non so ricorda nessuno perché non è servito a niente, tutti d'accordo, quelle robe tutti d'accordo, tutto facile, no? Mentre io ho vissuto 1984, scala mobile, non unanime, perché si trattava di contrastare l'illusione ottica della scala mobile, di predeterminare, di giocare d'anticipo, predeterminando l'inflazione desiderata e cercando di far confluire non solo strumenti pubblici, ma anche la società su quegli obiettivi inflazionistici. Ce l'abbiamo fatta, siamo persino passati per un referendum. Vi ricordate che la domanda era: vuoi tu in busta paga? Quanti erano? 300? 27 euro al mese. 27 euro al mese? Sì, ho ragione io, 300.000 lire in più in busta paga. Gli italiani dissero no, perché capirono che l'inflazione avrebbe sempre superato l'adeguamento automatico e quindi punito i salari. E non solo, punito l'economia come era in quel periodo di stagflazione che potremmo avere anche in questa situazione. Ricordo un patto come quello per una manovra di bilancio di 100.000 miliardi di lire, 1992. Noi concordammo con tutte le organizzazioni, dal prelievo sui conti correnti, cosa discutibilissima e da non rifare, perché l'esperimento funziona una volta, ma per carità, mai tentarlo una seconda volta, fino a cambiamenti nel sistema previdenziale, sanitario, cioè i ticket, furono tante decisioni e concordate faticosamente nel nome di un bene superiore. Che le parti sociali svolgono un ruolo fondamentale, tutte le organizzazioni, non solo CGIL e CGIL Confindustria, tutte. Posso ricordare ancora il patto sul lavoro, il patto per l'Italia, la legge che diede luogo alla legge Biagi. Lo firmarono 36 su 37 organizzazioni. 36 su 37, una non firmò, vi lascio indovinare. Ora, io credo ancora a quel metodo. Se tu chiami solo CGIL e CISL, ma cosa vuoi che ti vengano a dire? Voglio più soldi per questo, voglio più soldi per quello, voglio più soldi per quell'altro. Il tavolone, con tutte le sue fatiche e difficoltà, che poi il tavolone fisico si riunisce poco, poi c'è tutto il lavoro che lo precede, che lo accompagna, di ascolto, di cucitura, di individuazione di un terreno comune e di obiettivi condivisi. Quello allora costringe a dire: chiedo soldi per questo e per quello e partecipo però anche della copertura di quella spesa pubblica, perché da questa legge di bilancio necessariamente noi dobbiamo cominciare la fine della ricreazione in termini di spesa pubblica, cioè l'inizio del rientro rispetto al debito, cercando però allo stesso tempo di mantenere la crescita per pagare il debito. Quindi operazione molto complessa che richiede una serie di scelte faticose che tutti insieme. Ecco, la prima cosa che io dico oggi a Roma è: il dialogo sociale non è Confindustria, CGIL e CISL, è anche come, ma non è solo Confindustria, CGIL e CISL, sono le organizzazioni dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, delle professioni, perché il mondo è ancora più vario adesso, non meno vario di altri tempi, ancora più vario.
e la rappresentanza serve tutta, in tutte le sue sfaccettature, perché le politiche pubbliche tengano conto della complessità dell'economia italiana, che fortunatamente non è riconducibile solo ad alcune grandi piattaforme industriali, ma è una realtà molto complessa e variegata che si deve rappresentarsi a questi tavoli, e dalla rappresentazione delle legittime problematiche di ciascun ambito economico e sociale poi deve nascere la sintesi che tocca al governo compiere. Ecco, anche qui la cultura di governo deve essere sussidiaria. Se la cultura di governo è giacobina, cioè pensa a un approccio tutto top down, cioè mi do la scienza infusa e adesso la inietto su una società recalcitrante, e anzi proprio la fracco sulla società recalcitrante, se è quello l'approccio culturale, ai ai ai. Io non lo so come usciremo da questo contesto, perché quegli accordi, quei patti che ho citato, non tutti i patti, ma quelli sofferti, quelli che prevedevano scambio vero, quei patti hanno mobilitato una nazione. Altrimenti tu non ce la fai solo anche con una buona legge, con una buona norma, con una buona decisione di spesa o di contenimento della spesa stessa. Ce la fai se mobiliti una nazione, se scaldi anche il cuore di una nazione, non è retorico dirlo. Perché se senti, io ricordo molto la vicenda della scala mobile e dell'inflazione a 2 cifre, quando ti facevano i mutui al 20% fisso, e io ricordo quel tempo come una nazione intera si mobilitò, per come l'ultimo dei commercianti fece la sua parte nell'ultimo negozio di dettaglio per stare dentro l'obiettivo nazionale di predeterminazione dei punti consentibili di crescita inflazionistica. La rappresentanza serve a questo, la rappresentanza nella misura in cui poi a sua volta è molto articolata in tante catene corte, è capace di mobilitare, se è adeguatamente partecipe di un processo decisionale per il bene comune. Grazie. Sì. Fatta l'idea, il contesto che è drammaticamente diverso, no? Sì. Perché Maurizio ha il racconto di questa esperienza anche esaltante, di momenti in cui questa nazione ha saputo alzarsi in piedi. Cosa c'è oggi? Oggi c'è tanta sfiducia, e tanto che la rappresentanza la cartina di tornasole, si va poco a votare, si va poco a partecipare alla vita del sindacato, dell'associazione datoriale, in generale alla vita. I nuovi linguaggi e i nuovi strumenti ci hanno permesso, ci hanno illuso che qualsiasi critica sia possibile e non abbia responsabilità, ma alle volte che non sia nemmeno ascoltata, quindi proprio la sfiducia di dire non vengo neanche a partecipare perché non serve, è tutto uguale. Devo dire che l'ultima stagione della politica italiana non ha aiutato in questo, perché ogni anno un governo, cioè non è che andiamo a scomodare i partiti della Prima Repubblica, ogni anno un governo diverso, nessun programma veramente discusso nei termini nobili che diceva Maurizio, e con problemi molto gravi, perché lo sappiamo tutti noi che il prossimo autunno sarà difficilissimo e dobbiamo dirci la verità. Ecco, c'è una cosa che voglio dire fuori dall'ideologia, se ce n'è ancora e alberga ancora da qualche parte, se non usiamo spirito di verità questa volta siamo proprio malmessi, tanto malmessi. Lo spirito di verità ci fa dire che non va tutto bene, anzi va proprio tutto male. Va male dal punto di vista del potere d'acquisto delle famiglie, che sono più povere, delle imprese per cui molte studi CGA di Mestre ci danno una fotografia sgranata che potrebbero andare verso fallimenti. Le procure della Repubblica sono intasate da segnalazioni di 110. Le banche non fanno più la cessione del credito,
le aziende sono esposte e non possono pagare le tasse. Le tasse sospese da Covid e i premi dati oggi sono in restituzione. I consumi sono rallentati al punto tale che due importanti catene hanno fatto, una Decathlon, sono dati che hanno già fornito, quindi non sto dicendo niente che non potrei dire, il 40% in meno, maggio-giugno sull'anno precedente, e un'altra, e stiamo parlando ovviamente di un potere d'acquisto di una famiglia media contenuta, no? Chi va a comprare lì è quella tipo umano, e lo sport peraltro aveva molto fatto crescere i consumi. L'altra è una catena importante del bricolage, ha annullato tutti gli ordini di giugno e luglio, il che significa che molti degli imprenditori del settore dell'artigianato che fornivano questa catena avranno un rallentamento drammatico. In tutto questo abbiamo la fine di una legislatura. Come la mettiamo in ordine sta cosa? Perché di fronte alla gravità devi essere molto grave, molto serio. E concordo con Maurizio, non puoi fare le cose per pezzi, anche se ultimamente io ti do questo, allora tu cedi sull'altro, io ti do quell'altro. Potrei scomodare un sacco di esempi, non lo farò perché ne direi veramente tanti, però o noi sul serio ridiamo un po' di orgoglio e un po' di fiducia a questa nazione che ha dei fondamentali straordinari, perché sennò sembro io troppo negativa, ha dei fondamentali straordinari, perché nonostante tutto questo quadro drammatico che vi ho raccontato, noi abbiamo ancora in Veneto, per esempio, su 2.150.000 lavoratori dipendenti, sono oltre 450.000 lavoratori indipendenti, non sono mica tutte partite IVA che la CGIL dice che sono tutti lo sfruttamento di, no, tutt'altro. Ma la vocazione all'autoimprenditorialità c'è ancora, la propensione dei nostri giovani è molto bassa. Allora, ecco perché torno alla questione educativa. Ma i prossimi anni come li affrontiamo? I prossimi anni vuol dire anche la prossima stagione della politica, che è molto prossima. È tra un anno, per i prossimi 5 anni, con la restituzione del PNRR, con le riforme che ci devono essere, ma pace quello è il minimo, con rimettere in ordine i fondamentali. Primo, le relazioni. Le relazioni tra persone fanno il lavoro, l'ha detto prima Maurizio, la ripeto, l'abbiamo dismessa. La relazione che crea buona economia è quella dentro la famiglia che genera impresa. Avevamo fatto qualche studio dopo il 2009, ma anche di recente, le imprese che falliscono meno sono quelle a forte vocazione di tenuta familiare, che si malconcilia con vogliamo tutti andare in borsa e ci servono le grandi industrie con il grande capitale. Sì, ci vogliono quelle, perché noi dobbiamo assolutamente essere attrattivi rispetto a questo, ma il legame, la tenuta, la resilienza, la flessibilità, la partecipazione dei lavoratori alla propria vita aziendale parte dai legami familiari. Falliscono meno, tengono di più, si adattano velocemente. Hanno bisogno di essere accompagnate, però mica possono fare tutto da sole oggi, assolutamente no. Secondo, il potere d'acquisto, che riguarda alcuni fattori di macroeconomia, ma riguardano anche la microeconomia, ed è tutta questa parte della contrattazione. Cosa dovrebbe fare lo Stato veramente tra le prossime leggi? Quelle di defiscalizzare in maniera estremamente pesante tutto ciò che riguarda la contrattazione in secondo livello, tutto ciò che riguarda la previdenza complementare, il welfare territoriale. C'è un paese, in provincia di Vicenza, dove le aziende si sono messe insieme, destinano un X del proprio fatturato per dare servizi, perché hanno capito che le donne e le famiglie vanno a vivere lì, il paese si chiama Cartigliano, se hanno qualcosa in più. Lo hanno fatto loro, gli costa tutto, non hanno niente di sostegno in termini di defiscalizzazione e non servono gli incentivi. Altra politica di bassa lega è quella degli incentivi, ti do e quindi fai. È droga, l'avevamo vista con Maurizio Sacconi, mi ricordo, con il fotovoltaico prima era, quando a un certo punto il fotovoltaico smise di avere degli incentivi di Stato e lui era ministro e ci trovavamo a gestire 5.000 persone a casa nella sola provincia di Padova e Treviso era.
al tempo. Perché gli incentivi non aiutano, invece le politiche di più lungo respiro che riguardano la fiscalità, sì, molto, molto meglio, molto di più, perché è un'assunzione di responsabilità quella che ti fai e che ti dai. Allora, io credo che la prossima stagione, dei prossimi 5 anni, sperando che ci sia un governo che regga 5 anni, deve avere regole chiare, partecipazione vera, vuol dire con spirito di verità, non che cosa mi porto a casa, perché con cosa mi porto a casa abbiamo fatto 4 anni di tragedia. E non è un giudizio soggettivo, è oggettivo per i numeri. E mi stancherei anche di dire che è colpa della pandemia prima e della guerra poi. Perché se andiamo ad analizzare tutto, come dicevo prima, i segnali li avevamo prima, noi siamo solo arrivati al nodo, ai problemi veri. Ecco che, insomma, più che provare a trovare delle piccole soluzioni, oggi abbiamo bisogno di grandi disegni e ce l'abbiamo nelle nostre caratteristiche, però bisogna tornare a capire qual è la nostra identità. Torno alla parola chiave di prima. Io non posso pensare di avere la taglia unica anche rispetto alla grandezza dell'impresa e a non aiutare per esempio aggregazioni che sono quelle delle filiere o sono quelle dei territori, perché oggi dobbiamo ragionarlo anche in un altro modo. E come le aiuto le imprese? Solo con i soldi e le risorse pubbliche? Non ci sono finite. Devo provare a generare valore laddove questo valore c'è, quindi devo alleggerire il più possibile. Da una parte l'impresa e dall'altra provare ad aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori, altrimenti la Decathlon non ci vanno più. Grazie.